Viva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli. E allora siamo pronti a partire con la puntata di oggi e adesso allora primo titolo, come preannunciato parliamo di mare, la prima prova estiva. Allora, che dire, innanzitutto che la settimana scorsa è stato un weekend straordinario, super pieno dappertutto, ristoranti, bagni, villaggi turistici, campeggi, tutti contentissimi, prova generale di una 2021 che tutti aspettano e si aspettano straordinario e tutti ce lo auguriamo. Allora, io ho intervistato un po' di operatori, tutti veramente hanno detto tutto secondo le previsioni, la gente ha voglia di ricominciare a vivere in maniera normale, pochissimi con la mascherina o la mascherina questo sconosciuto, ormai ce ne stiamo dimenticando, speriamo poi di non ritornare ancora come l'anno scorso, ma questa è un'altra storia. Dai, speriamo bene. Che dire, di buon auspicio, è stato veramente un weekend straordinario e abbiamo visto tutti gli operatori e tutti gli attori di quest'estate contenti e soddisfatti, questo ci fa piacere. La gente ha voglia veramente di normalità, questo qua è quello che è venuto fuori dalle varie interviste. Io in particolare modo sono stato a Rosolina Mare, però anche Barricata, Boccasette ha fatto il pianone. Non ho notizie dal Ghebo, che è la spiaggia di Porto Levante, però penso che anche lì, almeno dalle notizie che ci dice il nostro amico Paolo Comunian, tutto sta andando per il meglio. Quindi questa voglia di normalità, questa voglia di ritornare un pochino a vivere in maniera tranquilla, vedere anche un po' di soldini, vedere un po' di giro, eccetera eccetera, e secondo me è il miglior antidoto per 2 anni che abbiamo veramente tribolato. Ci fa molto bene questa cosa, ci fa molto bene, e noi non possiamo fare altro che fare gli auguri a tutti gli operatori, a tutti i protagonisti del turismo, del commercio, eccetera, per quest'estate, che sia un'estate che effettivamente ritorniamo alla normalità e cominciamo a vedere un po' di sorriso e un po' di soldini. Ecco, questa è la cosa, insomma, che l'economia cominci a girare nel verso giusto, come si deve. Ecco, vabbè. Allora, abbiamo esaurito così il nostro primo argomento, allora brevissima pausa, torniamo tra poco. Allora siamo pronti per ripartire con la puntata di oggi di Made in Polesine. Adesso un altro titolo che ci fa ben sperare, insomma, perché dice così: Fiere si riparte, un po' il titolo che abbiamo sviluppato prima. Sì, esatto, questa voglia di normalità. Esatto, abbiamo intervistato l'assessore al turismo del comune di Portotolle, Vendemiati, e ci ha detto appunto: guarda, purtroppo ci sono saltate un po' di feste, di fiere, in particolar modo quella di Santa Giulia, perché purtroppo eravamo ancora in giallo, eccetera eccetera, però sembrerebbe che tutte le altre vengano fatte nel migliore dei modi. Ricordiamo che oltre ad essere un indotto anche economico è anche un bel momento di aggregazione, la gente nelle fiere si diverte, piace, e ricordiamo che le fiere che sono tra l'altro nel comune di Portotolle sono fiere molto sentite anche dal punto di vista gastronomico, la gente oltre che trovarsi e socializzare ha anche questa fortuna di mangiare del pesce buono, eccetera eccetera eccetera, e quindi un'altra prova di normalità. Lentamente stiamo venendo fuori dall'incubo. Io ho la paura che venendo fuori dall'incubo fra 15 giorni ci dimentichiamo quello che abbiamo tribolato per 2 anni, e sarà così sicuramente. È molto facile dimenticarsi, sì, quando sei sulla strada quando buona, stai bene, quando stai esatto, bene, sì. è vero. E quindi comunque ci auguriamo, innanzitutto, toccando tutti i fiori del mondo, legno eccetera eccetera, di non ritornare come l'anno scorso, che poi a ottobre siamo caduti veramente nell'incubo più totale. Quindi dai, ben venga e ben vengano queste cose qua. Tutte le fiere del mondo, Portotolle, ripeto, quasi tutte le fiere sono state confermate. Taglio di Po, penso anche Taglio di Po riuscirà a fare la fiera del Carmine il 16 di luglio, e Adria so che si stanno muovendo, Corbola ha confermato che la sua fiera si fa, eccetera eccetera. Ariano, la fiera di agosto si fa ed è confermata, e quindi dai, prove tecniche di normalità. Forse lentamente stiamo venendo fuori da questo tunnel, da questo incubo. Anche questo secondo titolo in maniera veramente positivissima. Positivissima. Bene, siamo contenti così. Allora, abbiamo esaurito, quindi vuole aggiungere qualcosa? Mi sembra che abbiamo concluso. Sto guardando le mie carte, e quindi possiamo andare. Ci sentiamo tra poco. Caffettino. Ok.
Siamo ritornati e siamo pronti per continuare Medi Polesine. Vi ricordo tutte le settimane su Radio Diva, Radio Colbe e Medi Polesine Web TV. Il giovedì la prima messa in onda, poi durante il fine settimana le varie repliche. Parliamo a questo punto di esami di maturità alla partenza, perché sì, sono cominciati ieri. Partita l'estate, però insomma qualcuno è ancora impegnato nel mondo della scuola, insomma, proprio perché deve raggiungere la maturità, il culmine. Allora, innanzitutto sono cominciate ieri, noi facciamo gli auguri a tutti i ragazzi che hanno sostenuto per primi gli esami ieri. Sappiamo che ce ne sono 5 al giorno perché è una formula abbastanza anomala. Chi ha avuto ha fatto gli esami di maturità in tempi normali sa che c'erano le 2 prove scritte e poi dopo le interrogazioni eccetera eccetera, e l'esame di maturità, anche chi è anzianotto come me te lo ricordi tutta la vita, ogni tanto ti saltano fuori gli incubi dell'esame di maturità. Comunque no, volevo solo, innanzitutto facendo gli auguri a tutti i ragazzi che sostengono gli esami quest'anno, che è una prova particolare. Innanzitutto non ci sono le prove scritte, però è una prova tutt'altro che light, dice un articolo del Gazzettino. Non ci sono, tra l'altro non tutti sono stati ammessi, e 4 ragazzi su 100 non andranno alla maturità. Il 96,2% degli iscritti all'ultimo anno delle superiori, con tassi regolari di non ammissione, che vanno dall'8,50 della Sardegna al 2,4 della Campania. Quindi più o meno, anche se sono esami un pochino post-Covid in un periodo particolare, anche qua ci sono i loro non ammessi. Allora, quindi ieri è cominciato con un ritmo di 5 ragazzi interrogati al giorno, ci sono i colloqui che durano circa un'ora, la commissione d'esame è fatta dai loro professori e ci sono il presidente che è uno da fuori. I docenti dovranno valutare i ragazzi e assegnare loro dei punti che andranno a sommarsi ai crediti di cui i candidati sono già in possesso. Il credito scolastico viene attribuito fino a un massimo di 60 punti, quindi se siete stati bravi durante l'anno sappiate che in teoria partite già avvantaggiati, già un 60% della votazione è buona e quindi andate tranquilli, non fate tutti i trucchi che si facevano una volta di prendere 56.000 caffè per stare svegli, anzi dormite tranquilli. E possiamo fare anche un augurio, se avete la vostra lei o il vostro lui, dedicatevi anche a loro, non rinunciate ai piaceri eccetera eccetera. Sì, perché tanto lo stesso, tanto lo stesso. Cioè, quindi auguri a tutti i maturandi. Ricordiamo che è una cosa che per tutta la vita ve la ricorderete. Ricordate che da quando avete finito gli esami la vita vera comincia dopo, dovete cominciare a trovare un lavoro, dovete magari decidere che studi dovrete fare all'università eccetera eccetera. Quindi è un bello step che noi vi auguriamo affronterete con tutto il bene, tutta la fiducia che potete avere voi giovani. Vedi che è un buon paparino. Sì. Ti ha dato dei consigli proprio quasi da genitore. Da genitore. Veramente bene. Comunque prendeteli in considerazione questi suggerimenti, perché insomma faranno parte della vostra vita. E godetevela. Dai, tra poco allora per continuare Medi Polesine. Siamo così rientrati come sempre, pronti per continuare Medi Polesine di questa settimana. Parliamo a questo punto, il nostro penultimo argomento, questo di trasporti nella nostra provincia Rovigo, come sempre Cenerentola. Perché purtroppo proprio ieri è venuto fuori che Freccia Rossa di Trenitalia farà solo 2 fermate a Rovigo, una alle 8:17 e una alle 20:45. Questa qua secondo me è una cosa abbastanza grave, nel senso che se uno deve andare a Roma o deve andare a Napoli, prendere dei collegamenti importanti col treno da Rovigo, e se deve andare a Roma per esempio deve andare a Ferrara. Perché ne parliamo? Perché per esempio Ferrara, battendo i pugni sul tavolo, magari avendo dei referenti abbastanza tosti, è riuscita a non farsi tirare via nessuna corsa che parta da Ferrara. Noi, avendo solo 2 corse, una la mattina presto e una alla sera di ritorno alla sera tardi, secondo me è molto poco per un capoluogo di provincia, molto penazzato, diciamo. Sì, che tra l'altro ha buone prospettive anche di crescita. L'università, ne abbiamo parlato tempo fa, Amazon, Ikea che probabilmente si insedierà, quindi diventerà veramente un punto importante, nonostante che è presa tra Ferrara e Padova, nonostante che potrebbe essere un buon svincolo, nonostante che
perché vicino ci sono le autostrade che portano a Verona, Vicenza, Padova, Bologna e da quantunque, ci tirano via i riferimenti del treno. Questo ci dispiace, quindi diamo una tiratina di orecchie ai nostri referenti politici che non sono riusciti a battere i pugni sul tavolo come si deve e hanno perso anche questo treno. Ma questa è una cosa già decisa. La Trenitalia ha già deciso, almeno ieri era sul giornale, in particolar modo sul Gazzettino, quindi era un comunicato stampa di Trenitalia, e quindi questo è un fatto secondo me negativo. Certo, secondo me negativo. Ricordiamo tra l'altro che in ogni caso Rovigo c'ha anche Italo che dovrebbe fare da hub a Rovigo, speriamo lo mantengano, eccetera eccetera. Non vorremmo che anche qua esatto. ci fossero delle novità in negativo, ecco. Speriamo di no. Dai, allora tra pochissimo per l'ultimo argomento di oggi. Ultimo argomento di oggi nella puntata di Made in Polesine. Qua giochiamo un po' in casa perché parliamo di Portoviro, di questa inaugurazione della nuova piazza. Allora, sabato 19, insomma, che è in costruzione, che è finita. Siamo arrivati. Sabato 19 ci sarà la piazza l'apertura, l'inaugurazione della piazza San Giusto, che poi è la piazza dei caduti triestini, mi sembra. Tra l'altro ho scoperto nella conferenza stampa del sindaco e del vice sindaco l'altro giorno che si chiama così perché il comune di Trieste aveva dato, dopo l'alluvione del 51, fatto delle case popolari proprio per la gente sfollata quindi ricordiamo da una parte la Danimarca che aveva fatto il villaggio Norge, anzi la Norvegia villaggio Norge, e gli amici triestini che avevano fatto queste case a Portoviro. Finalmente viene inaugurata, i lavori sono stati fatti secondo me bene, io l'ho vista anche col drone, la piazza importante, ma non solo questo, perché poi dopo, per quanto riguarda questa manifestazione, c'è anche una cosa interessante che è la presentazione di 5 murales attraverso l'associazione B121, e quindi ci saranno 5 opere fatte da artisti anche internazionali, oltre a 3 artisti italiani c'è anche un artista serbo molto importante e molto quotato, che stanno abbellendo appunto la città di Portoviro. Noi vi consigliamo e vi invitiamo a seguire appunto le varie manifestazioni di sabato. Alla fine poi ci sarà anche un concerto davanti alla piazza di San Giusto, ma non solo, dove c'è l'ex macello c'è un bellissimo murales, davanti a San Bartolomeo pure, quindi e altri 5, adesso guarda, lo dico subito, in piazza Matteotti, poi ci sarà in piazza Caduti Triestini l'opera della street art Cheone, la bottega di Pinocchio in via Piave, opera della street art Pao, eccetera eccetera eccetera. Biblioteca comunale di Zento Querente, che è questo artista appunto serbo. Seguite sabato una cosa interessante, bella, tra l'altro alla conferenza stampa c'erano gli ultimi 2 sindaci di Donada e Contarina, Tessarin e Franchi, e mi ha fatto piacere ritrovarli, e mi hanno detto una cosa simpatica, che loro non sono mai decaduti, loro sono ancora i sindaci, sono gli ultimi sindaci. Ah sì, di Contarina e Donada. Gli ultimi 2 sindaci sarebbero in teoria ancora in carica, se ci fossero. Non c'è stato un successore effettivamente. Non c'è più Contarina e Donada, quindi loro sono gli ultimi, ma sono ancora in carica. Vabbè. Detto questo, vi invitiamo sabato. Mi raccomando, non mancate. Sabato una manifestazione da non perdere, insomma, nella nostra città, nel nostro paese, per insomma dare un po' di lustro a quello che è questa nuova piazza. Una grande opera, anche impegnativa penso dal punto di vista economico. Bene, allora abbiamo così di fatto esaurito i nostri argomenti. Tra pochissimo allora ci sentiamo per i saluti finali. Bene, anche questa puntata volge al termine, anche questa settimana siamo giunti veramente nella fase conclusiva, è volata anche questa settimana, veramente come sempre è un piacere stare qua in questo studio, nuovo studio eccetera, tra l'altro qua sempre work in progress, qua ci sono sempre lavori. Sì, stiamo proseguendo i lavori per avere gli studi un po' più, diciamo, confortevoli, se vogliamo, anche se stiamo già bene qua, però insomma qualche miglioramento lo stiamo già
effettuando. Bene, allora con questo abbiamo veramente concluso il nostro appuntamento di oggi. Ringraziamo come sempre Radio Diva, Radio Colbero Vigo e Made in Polesine Web TV. Da parte mia Davide Stefanelli e Leandro Maggi, l'augurio come sempre di un buon fine settimana. Ci sentiamo tra 7 giorni, il nostro classico countdown. 3, 2, 1, ciao a tutti. Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli.